qua. Eccoci qua ragazzi, siamo qui per fare questo breve e divertente unboxing del pacco di Natale ricevuto dalla mia azienda ieri. Andiamo appunto ad aprire questa confezione a incastro. Eccoci qua da un'altra prospettiva, allora andiamo ad aprire purtroppo con la visuale periferica degli occhi, ho già visto, allora vado a estrarre subito quello che avevo visto, intuito, è una buona confezione di riso Carnaroli, Dettacchi, risale dal 1979. Andiamo a estrarre un altro prodotto, questo qua purtroppo si vede perché la confezione è gigante. Ecco qua un bel panettone tradizionale, beh non tanto grande, dai, tutto sommato però va bene. Qui abbiamo tartufi fondenti 4, una novità dei pacchi di Natale, buono. Dopo qui no, caseificio penna Rasiago, giochiamo in casa. Un'altra novità del pacco di quest'anno, vabbè, qui c'è una confezione visibilmente in vetro, cipolla eccetera, chutney ragazzi non so cosa sia, penso una composta tipo qualcosa del genere, buona. Mamma mia ragazzi, guardate qui cosa abbiamo, un bel pezzettone di pancetta, buono, sempre buono. Bottigliona di vino rosso, Virgilio Vignato, per chi conoscesse. Buono. Andiamo avanti, poi siamo già arrivati a più di metà pacco, così a sentimento. Andiamo. Storia di mais, ali dorate croccanti con cipolla, confezione leggerissima, sembrano tipo patatine e teline cartoccio. Boh, vedo che manca poco alla conclusione. Allora prendiamo questo baratto che è il più pesante tra tutti quelli che ho maneggiato finora. Asparagi non mancano mai, sono proprio uno dei componenti immancabili dei pacchi di Natale. Attenzione, c'è un altro affettato qui a tatto, soppressa nostrana, la Berta. Oh, tra pancetta e soppressa quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla. Buono, dai, tutto sommato un bel pacco devo dire. Adesso andiamo con l'ultimo ingrediente, Cabertacchi, frutti di bosco, la marmellatina per i pancake della mattina ci sta tutta. Adesso purtroppo come vedete ah no aspetta, c'è un'altra cosa nascosta, la Todos di dolcezza quotidiana, 40 grammi di cioccolata fondente al 72%, ottimo prima della palestra. Bene, con questo purtroppo l'unboxing è finito. Dicevamo che l'unboxing è finito, qui vedete tutte le pietanze sopra la tavola. Fate qui una panoramica di tutti i prodotti. Ecco quindi che dire, il video è stato divertente, diciamo che è stato uno spacchettamento del classico pacco di Natale che gli altri anni facevamo io e mio fratello tirando a sorte un prodotto a testa. E invece quest'anno ho spacchettato in questa maniera alternativa, condividendo con voi questa esperienza, diciamo così. E qui da casa è tutto, vi auguro buon Natale, perché il video verrà fuori proprio in questi giorni. Un caro saluto e niente, passate buone festività in famiglia e con chi vi sta più a cuore.